Parte da Padova e Verona un nuovo screening pediatrico esteso a tutti i bimbi destinato a diagnosticare precocemente l'atrofia muscolare spinale, che tutti conosciamo come SMA, e altre 60 malattie metaboliche genetiche. La SMA in particolare è una malattia altamente invalidante che però può essere contenuta nei suoi effetti più gravi solo se si interviene precocemente, e nel caso di questa malattia ogni giorno guadagnato è fondamentale per la qualità di vita futura del bambino. Ogni anno in Veneto nascono 32.000 bimbi, 3.000 dei quali a Padova. Questo screening permette di identificare la malattia prima che si manifestino i sintomi. Sappiamo quanto è importante investire in prevenzione, e quando parliamo di prevenzione primaria e secondaria gli screening sono fondamentali. In questo caso parliamo di screening neonatali, lo screening per la SMA che abbiamo fortemente voluto mettere a regime in Regione Veneto gratuitamente per tutti i nuovi nati, suddivisi dalle due aziende ospedaliere Padova e Verona, con un finanziamento previsto dedicato, non essendo oggi un LEA, di 400.000 euro nella bilancia di previsione appena approvato. Credo che sia fondamentale l'intercettazione precoce, perché abbiamo capito che la ricerca, la parte farmacologica ha fatto dei passi da giganti, e intercettando in maniera precoce sicuramente riusciamo a garantire una maggiore qualità di vita e soprattutto anche ad allungare la vita a questi pazienti. Se noi pensiamo che partiamo da una goccia di sangue, una goccia, e da quella goccia riusciamo a sciogliere e a utilizzare come un prelievo intero e da lì analizzare per un pannello di 60 differenti malattie con tecniche quanto mai importanti, quali questa tandem spettrometria o ora l'indagine molecolare, che è una vera rivoluzione, perché ci porterà in brevissimo tempo ad andare a prendere quelle malattie meno rare ma che sono invalidanti, quali il diabete tipo 1, qual è la malattia di Duchenne, altra grave malattia muscolare, che siamo molto vicini, e pertanto di cambiare completamente il volto di queste malattie, non tanto per concetto di rarità, ma concetto di prevenzione, conoscerle subito. Abbiamo detto che in 15 giorni di diagnosi fai la differenza sulla SMA. Se un bambino a un mese diagnosticato non trae grande beneficio dalle cure. A 10 giorni di vita le cure permettono una normalizzazione, perché questi sono i dati che abbiamo in letteratura di questo campo. La terapia in certi casi dà ottimi risultati, in altri casi un po' meno, però quello che va considerato è che prima di questa terapia questi bambini finivano con la tracheostomia e la ventilazione, quindi diventavano dipendenti da un ventilatore. Oggi con questa terapia probabilmente si riesce a evitare che si arrivi a questo punto disastroso. Se il bimbo risulta positivo verrà subito preso in carico dalla pediatria di Padova assieme alla sua famiglia, un nuovo modo di fare medicina molto più efficace e infine anche sostenibile della semplice cura. Dobbiamo capire che la medicina si cura sì con la terapia, ma soprattutto con una parola che è prevenzione. E se è malattia genetica questa vale 100.000 volte di più.